Rieccoci in diretta ai telegiornali di Treviso. Allora siamo in grado di collegarci con la nostra Vanessa Banzato, che insieme a Alessandro Costacurta hanno raggiunto l'azienda di Galliera Veneta dove si è verificato questo gravissimo incidente sul lavoro. Vanessa, ti vedo pronta, grazie per essere arrivata così velocemente sul posto. Allora noi sappiamo 4 operai bloccati, caduti in una cisterna, è così? È così, Nicola, buonasera. 4 operai che sono caduti nella cisterna dell'SMV, che è praticamente un'azienda che si occupa di sistemare le cisterne dei vari camion, di pulire, sistemare e aggiustare le cisterne. È ancora tutto da capire cosa possa essere successo. Fatto sta che almeno dalle prime indiscrezioni pare che all'interno della cisterna siano finite 3 persone. All'interno c'era del bitume, che emanava dei gas che dannosi, pericolosi anche da ispirare, e a un certo punto una persona, uno degli operai ha visto insomma i colleghi che erano dentro questa cisterna, ha cercato di dare l'allarme, è stato però appunto preso da questi fumi, non è più riuscito a respirare, è finito anche questa 4ª persona all'interno della cisterna. Si è accorto di quello che stava succedendo uno degli operai di un'azienda vicino, che ha subito dato una mano. Intanto è scattato l'allerta, è scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, Spisal, ambulanze, 2 elicotteri, 2 sono feriti in maniera molto grave, soprattutto si diceva, oltre a ferite che possono avere riportato a seguito della caduta all'interno della cisterna, ancora ripeto da capire il motivo, anche e soprattutto per i gas che sono stati respirati dalle 4 persone. Tra le 4 persone è emerso che sembra ci sia anche il titolare della CSV. È ancora tutto da capire, però insomma le condizioni di 2 di questi 4 operai sono molto gravi, altri 2 sono feriti in maniera seria, non sono comunque in pericolo di vita. Le condizioni peggiori sono per 2 di loro. Una decina di operai che sono dipendenti dell'azienda di Galliera Veneta. Siamo in via Galilei, in piena zona industriale di Galliera. Adesso, come vedete, c'è lo spiegamento di forze dell'ordine, i vigili del fuoco stanno dando il cambio, vedremo, cercheremo di capire, Nicola, gli sviluppi anche di questa vicenda, cercheremo di capire con le condizioni soprattutto e come possa essere successo quello che anche nel nostro Veneto è l'ennesimo incidente sul lavoro, con esito grave almeno per 2 dei 4 dipendenti che sono stati coinvolti in questo infortunio nel tardo pomeriggio di oggi. Insomma, si parla delle 18, potrebbe essere avvenuto tutto. Nicola, per il momento è tutto. Io intanto ti ricevo la linea se non hai altre domande. No, grazie, sei stata chiarissima. Dunque ci confermi 4 persone, 2 in condizioni disperate, 2 in media gravità. Grazie davvero. Ovviamente i prossimi aggiornamenti su Ring e su Focus, ovviamente con le nostre trasmissioni, su Ring con Christian Arboit, per capire se ci sono testimonianze su quanto accaduto. Torniamo con la cronaca a Treviso, con un'indagine della Guardia di Finanza. Nel mirino è finita una società di rugby trevigiana. A seguito di una segnalazione da parte di un reparto della Guardia di Finanza della Lombardia, abbiamo sottoposto a verifica una società sportiva trevigiana, scoprendo che tra il 2015 e il 2018 ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti per 600.000 euro. Le indagini sono scaturite da segnalazioni su 2 società di Milano note per aver emesso fatture false a diversi enti in Italia e parte di un sistema di frode ben organizzato. Gli accertamenti hanno confermato le ipotesi. L'inchiesta è proseguita dalla Lombardia alla Marca. È qui che gli accertamenti, concentrati in un club di rugby della provincia di Treviso, hanno confermato che la società aveva registrato fatture false per un totale di 600.000 euro tra il 2015 e il 2018. Le fatture incriminate includevano voci generiche come servizi pubblicitari e fornitura di gadget, tra cui zaini, felpe, magliette e cappellini personalizzati, ma anche ombrelli, asciugamani, giubbotti e accappatoi, ma senza alcuna prova concreta delle transazioni. Dopo la verifica fiscale, la società sportiva ha deciso di aderire agli avvisi di accertamento
emessi dall'Agenzia delle Entrate di Treviso, versando l'importo di 275.000 euro comprensivo di sanzioni e interessi. Questo caso di fatture false rappresenta un monito per tutte le aziende e i professionisti che operano nel settore finanziario. La frode fiscale non rimarrà impunita e le conseguenze possono essere gravi sia dal punto di vista finanziario che legale. L'evasione fiscale non paga. Se questa società sportiva trevigiana avesse evitato di contabilizzare queste false fatture, avrebbe certamente evitato di sobbarcarsi i costi aggiuntivi relativi a sanzioni e interessi, nonché riguardanti anche le spese legali. La politica adesso, io vi ricordo il sondaggio, eccolo qui, 5 giorni al voto, vi sentite, europei, di elezioni europee, hanno parlato oggi anche gli industriali, il leader di Confindustria Veneto Est che si trovava a Rovigo per parlare dell'idrovia, per il sistema delle idrovie del Veneto, un appello forte alla politica. Avevano già richiamato all'ordine la politica. Ora, a pochi giorni dal voto delle europee, gli industriali del Veneto mettono sul piatto questioni concrete. Chi fa impresa ricorda che Bruxelles è più importante forse di Roma. A sottolinearlo oggi dall'interporto di Rovigo per presentare l'asta navigabile dell'Alto Adriatico Milano-Venezia Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ora delegato nazionale ai trasporti e alla logistica. Il primo e assoluto tema è la centralità del sistema manifatturiero del Paese, del sistema dell'industria del Paese e dell'Europa, che deve essere al centro di una politica industriale vera per fare in modo che il nostro territorio, la nostra Europa rimanga competitiva di fronte alle grandi sfide che abbiamo davanti e di fronte a grandi potenze Cina e Stati Uniti che continuano comunque a progredire in maniera inesorabile. Competitivi, e per esserlo serve essere uniti. È indubbio che oltre alla competenza ci vorrà volontà di lavorare insieme. L'Europa deve essere unita, torno a dire, di fronte a grandi potenze che avanzano in maniera inesorabile. Abbiamo bisogno di essere uniti, di fare accadere le cose. Meno ideologia, più fronte comune per tracciare linee di sviluppo e soprattutto per contare. A monte serve un paese con una visione forte e continua a destro da allacciare alla rete europea. Noi vorremmo sicuramente prediligere le competenze e persone che ci vadano a rappresentare in Europa con competenze serie e forti sui temi contingenti e sui temi del futuro del nostro Paese. E intanto, a pochi giorni dal voto, Forza Italia rimarca per una volta di più la differenza con la Lega, e sullo sfondo c'è la bufera provocata dalle parole del leghista Borghi sulle dimissioni, una richiesta di dimissioni di Mattarella. Chi è in difficoltà sbaglia, e chi è in difficoltà fa delle liste con persone stravaganti tipo Vannacci, che non c'entra nulla con l'autonomia, con la Lega e neanche con la politica, e neanche penso con la civiltà e l'educazione. E chi è in difficoltà attacca in modo sgangherato il Presidente della Repubblica in un momento e con una motivazione che non esiste. Le parole del salviniano Claudio Borghi, che ha chiesto le dimissioni del presidente Mattarella dopo il suo riferimento alla sovranità europea, servono a Flavio Tosi per marcare la differenza proprio con l'alleato leghista, di fatto il vero competitor alle urne per un partito, Forza Italia, che stavolta sembra scommettere nel sorpasso sul carroccio. Una crescita costante, lenta, che è meglio, perché piuttosto che avere, come abbiamo visto ultimamente, grandi ascese, grandi discese, meglio un partito che in maniera costante e continua guadagna elettori. Qualunque sarà il risultato finale, Tosi esclude la possibilità di richiedere i rimpasti in giunta regionale. L'obiettivo semmai è nel medio-lungo periodo e si chiama presidenza, altro che assessorati. Questo voto è decisivo anche per chi governerà la regione del Veneto. Non essendoci, perché ormai l'ha ammesso anche Salvini, il terzo mandato, perché non ci sarà, e quindi la partita è fra Lega e Fratelli, fra Forza Italia e Fratelli. Ma per arrivare a Venezia si passa per Bruxelles, dove a sentire Tosi non si può prescindere dal dialogo con gli altri grandi paesi fondatori. L'Europa uno può piacere o non piacere, è da migliorare, sì è da migliorare, ma non è da smontare. C'è chi diceva che bisogna uscire dall'euro, che l'Europa è il nemico. L'Italia, se uscisse dall'euro, sarebbe finita.
siamo il paese con rapporto debito-PIL insieme alla Grecia il peggiore d'Europa. Altro esempio qua vicino, il Brennero, abbiamo l'Austria e il Tirolo che fermano i tir italiani. Se ci fosse un'unica Europa, non è che, per dire, è come se firmassero i tir tra la Lombardia e il Veneto, non può essere e non deve succedere neanche in Europa. Lasciamo la politica, torniamo alle vostre segnalazioni. Buche, crepe, rattoppi sommari del manto stradale. A Conegliano i cittadini di alcune zone esasperati per lo stato di alcune appunto vie della città. Ha visto cosa c'è? Aspetta, là, cosa c'è là? Guarda che buco che c'è là, là. Una vergogna lì. Ancora io vado a piedi, ma se andassi in bicicletta non so. È una vergogna ogni modo. Cittadini esasperati, quelli residenti nella parte est di Conegliano per lo stato del manto stradale. Buche, crepe e rattoppi che lamentano i residenti hanno reso le vie ancora più dissestate e quindi poco sicure per chi le percorre in bicicletta, monopattino, ma anche per la tenuta delle auto stesse. Chiedono interventi i cittadini che non vedono un serio ripristino delle vie dal 2015, quando numerose strade cittadine erano state messe a nuovo per il passaggio della Triveneta Alpina, senza però interessare le vie oggi più accidentate. Via Leonardo da Vinci, via Antonio Carpenè, via Calpena e via Lancieri di Firenze. Strade che sono di transito per chi arriva o torna da Vittorio Veneto e Tarso. A preoccupare però sono anche altri tratti secondari della città, come la rampa di accesso alla scuola elementare dell'infanzia di via Zandonai. È molto importante risistemare questa via qua perché ci sono 3 bambini con la sedia a rotelle ed è giusto sistemarla al più presto perché sono mesi adesso e non va bene. Hanno assolutamente ragione, infatti rientrano nel piano delle asfaltature che a causa del maltempo inizierà un po' in ritardo, ma insomma dal 6 giugno saremo fuori con l'impresa ad asfaltare e quelle sono alcune strade che avevamo già preso in considerazione e verranno asfaltate, per cui entro fine giugno questi manti di copertura di via Calpena e di via Leonardo da Vinci saranno riportati a nuovo. Questa è dunque la promessa del sindaco di Conegliano, una bella storia che viene da Carbonera. Gabriele e Leonardo hanno 28 e 24 anni, sono i mastri ferrai più giovani d'Italia, sono fratelli, a Carbonera hanno rilevato l'azienda di famiglia e dicono la nostra è una passione fin da bambini. Conosciamoli. Noi rappresentiamo la terza generazione di mastri ferrai. Gabriele e Leonardo Vazzoler, di 28 e 24 anni, sono i 2 fabbri più giovani d'Italia. Questi 2 fratelli possiedono e gestiscono con dedizione l'attività di famiglia nella bottega che hanno rilevato dal padre Maurizio a Carbonera. La loro storia è un esempio di passione, tradizione e impegno. Oggi, con determinazione e competenza, da 3 anni sono alla guida dell'attività dopo aver concluso i loro studi. Abbiamo iniziato pulendo l'azienda, dando una mano ai dipendenti, a mio papà, e piano piano abbiamo iniziato a imparare le varie tecniche. La passione per la lavorazione del ferro li ha uniti. Con abilità e creatività trasformano il metallo in opere d'arte, dai cancelli alle ringhiere, dai lampadari alle sculture. La loro abilità nel modellare il ferro è un dono che hanno coltivato con passione e dedizione. In un mondo sempre più tecnologico, Gabriele e Leonardo ci ricordano l'importanza di preservare le antiche arti e mestieri. Sperano di espandere la loro realtà, ma non solo. Di coinvolgere altri giovani nella nostra età e soprattutto creare una sorta di comunicazione con altre aziende, di collaborazioni per creare nuove idee, nuovi prodotti. Di far sì che il ferro battuto torni in voga, inizi a piacere sempre di più, un po' come una volta. E stiamo infatti lavorando molto su questo aspetto, cercando di trovare forme più minimali, più esili, più pulite, adatte anche alla contemporaneità. Custodi di un'arte millenaria, la loro storia dimostra che la passione e l'impegno possono trasformare un mestiere in una vera e propria vocazione. Il padre, poco lontano, li osserva. Lei li guarda con tanto affetto e orgoglio. Sì, molto. E sto qua a cercare di coordinarli e di insegnargli quello che posso, più possibile che posso insegnargli. Emozionato? Sì, molto. Complimenti a questi ragazzi, a questa famiglia. Adesso noi andiamo nel Bellunese. Apriamo con la 60ª assemblea dell'associazione Bellunesi nel mondo. Il futuro punta su giovani, turismo delle radici e soprattutto lotta allo spopolamento.
L'attiva partecipazione dei giovani bellunesi residenti all'estero, la riscoperta del territorio bellunese attraverso il turismo delle radici, la lotta allo spopolamento rendendo attraente la provincia di Belluno ai discendenti bellunesi. Sono questi i temi principali della 60ª assemblea annuale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che si è tenuta sabato a Belluno con un focus particolare sull'urgenza di riportare nel nostro paese le professionalità degli oriundi. Per far questo bisogna avere delle associazioni di categoria che ti forniscono i numeri. Quante professioni mancano, che profili mancano, in modo che noi possiamo attivare tutta la nostra rete. Un percorso avviato con la Confcommercio Nazionale e le associazioni degli italiani nel mondo che si riconoscono nell'UNAIE. L'accordo sarà sottoscritto a breve a Roma. Bisogna fare la stessa cosa con gli industriali e con gli artigiani, o comunque con quelli che ci stanno. Stiamo già discutendo con Dolomiti Bus per la ricerca di autisti e stiamo già discutendo con singole aziende, singole ditte. È un campo talmente enorme che potrebbe darci molte soddisfazioni e ridurre lo spopolamento. Un tema, quello della mancanza di lavoratori nel bellunese, messo in primo piano anche nella relazione del presidente ABM Oscar De Bona. Non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo prevedere il futuro, ha affermato De Bona, ma ci sono esempi concreti che dimostrano come i nostri discendenti abbiano la voglia di riscoprire la terra natia e tornare a viverci. Il bilancio dell'associazione è sano, pur se dolente il tasto del drastico taglio di contributi da parte della Regione Veneto, e per questo De Bona ha auspicato che l'associazionismo torni ad essere rispettato e considerato. Sabato è stata anche giornata di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, 27 i candidati per 21 posti nel direttivo. Aspettiamo venerdì lo spoglio delle schede e poi in base anche a quello avremo delle indicazioni su chi andrà a governare come esecutivo e come direttivo il nuovo periodo per l'Associazione Bellunesi nel Mondo. La politica, le elezioni, prosegue il nostro viaggio a Sedico per la presentazione dei candidati a sindaco. Questa sera conosciamo Gioia Sacchet che si presenta agli elettori sostenuta dalla lista Sedico con Gioia. Sono candidata a sindaco di Sedico perché penso che con l'esperienza maturata negli ultimi 10 anni e con l'energia e l'entusiasmo di una squadra che comunque ha tantissime competenze dentro di sé, era venuto il momento per mettersi in gioco in prima persona. 34 anni, già vice sindaca e assessora, Gioia Sacchet ha scelto di rompere con la maggioranza di centrosinistra, di proseguire il suo cammino con una propria lista, Sedico con Gioia. Di se stessa dice di essere appassionata del proprio territorio e della comunità. In Essilo Luxottica, Gioia Sacchet si occupa di sicurezza comportamentale e relativa formazione. Di che cosa ha bisogno Sedico? Sedico ha già tantissimo, ma secondo me ha bisogno soprattutto di ritrovare un senso di comunità e di riuscire a mitigare anche quello che le grosse aziende fortunatamente ci portano. Quindi sappiamo che abbiamo delle criticità collegate alla viabilità, collegate al traffico soprattutto in alcuni orari e anche alla correlata gestione dei servizi. Denominatore della campagna elettorale di Gioia Sacchet è la sostenibilità estesa a tutte le azioni di governo e nei relativi piani e programmi da attuare che, se sarà eletta, intraprenderà con la sua squadra. L'appello per il voto dell'8 e 9 giugno. Sedico con Gioia, quindi non soltanto a me ma a tutta la squadra, è il futuro, nel senso che noi siamo delle persone competenti, energiche, piene di voglia di fare e di mettersi in gioco. Io in questi 10 anni penso di aver dato dimostrazione della mia disponibilità, dell'attenzione alle persone e al territorio e ho riscontrato in ciascuno dei candidati che hanno deciso di intraprendere questo percorso con me gli stessi valori. Non mi resta che salutarvi e grazie per averci seguito. Arrivederci.